Un cordiale saluto amici sportivi e ben trovati con Andrea Stagni per le telecamere della Wii Sport che si trovano allo stadio Marulo di Visconte per seguire il match valevole per la 20ª giornata del campionato di terza categoria siciliana. Per il girone unico di Messina si affrontavano SC Sicilia e ASD Caggi, con i padroni di casa tenuti alla vittoria dopo la vittoria della capolista Ludica Lipari per non perdere terreno dal primo posto in classifica e per mantenere invariato il distacco sulle inseguitrici. SC Sicilia che viene dalla vittoria rimediata nel match di recupero della 18ª giornata contro il Casalvecchio Siculo, che li ha portati a quota 37 punti in seconda posizione in classifica solitaria. Abbiamo visto, grazie all'uso delle nostre grafiche, l'11 scelto da mister Creazzo per questa sfida. Stiamo vedendo tutti i protagonisti di questo match con le immagini. Passiamo direttamente al fin della gara, che vede subito la formazione ospite provare a rendersi pericolosi in avanti con questo tentativo dal limite dell'area, sul quale però Lucchesi, estremo difensore dell'SC Sicilia, non ha problemi a bloccare la sfera. Padroni di casa che dall'altro lato provano a rispondere conquistando un calcio di punizione da zona molto interessante che sarà affidato al destro del giovane Cosmin, che prova ad andare direttamente in porta. Il pallone che si infrange clamorosamente contro la traversa. Subito una grande occasione per i padroni di casa per sbloccare la gara. Lo rivediamo, il calcio di punizione perfetto di Cosmin, che però è sfortunato a colpire clamorosamente la traversa. Dall'altro lato il Caggi prova a rispondere con Gian Porcaro che prova a liberarsi in aria e poi provare col sinistro, tentativo però debole. Ancora una volta Lucchesi non ha problemi, dall'altro lato ci prova Centorrino che prova ad incuniarsi in aria, poi il suo sinistro però è sballato e si spegne alto. L'ultima occasione di questo primo tempo capiterà sul destro di Davide Sottile, che prova a coordinarsi così e cercare l'Eurogol di giornata. Il suo tentativo, che però si spegne di poco al lato, arriverà poco dopo il duplice fischio da parte del direttore di gara, che metterà fine alla prima frazione di gioco, che si spegne quindi a rete inviolate e 0-0 il parziale, quando con le immagini siamo già passati al secondo tempo di questa sfida, che ricomincia così come era finito il primo, con l'SC Sicilia in avanti. A provarci qui è stato Mirko Alessi con il destro, il pallone che però si è spento al lato. Ancora lo stesso numero 7 che questa volta prova a dare un'occhiata in mezzo, pallone per Centorrino che poi lascia per Santoro, che ha un'occasione clamorosa ma con il destro non riesce a centrare lo specchio della porta. Il pallone che si spegne alto, l'SC Sicilia che sta continuando ad attaccare e a macinare il gioco per provare a sbloccare questa gara. Ci ha provato ancora una volta Mirko Alessio Centorrino, che però non è riuscito a centrare lo specchio della porta, ha mandato alto. Ancora padroni di casa che ci provano, ancora Cosmin che qui prova a coordinarsi col sinistro, palla che sfiora il palo e si spegne al lato. Una quantità di occasioni per l'SC Sicilia, che però dall'altro lato deve stare attenta con Gian Porcaro, che qui era riuscito a riconquistare il pallone. Attenzione perché l'azione prosegue, ancora il Caggi che ci prova, il pallone che però si spegne al lato. È stato bravissimo Lucchesi qui a sbarrare la strada all'attaccante della formazione ospite, che poteva trovare il gol dell'1-0. SC Sicilia che allora ritorna in avanti qui con Mancuso che prova a mettere questo pallone in mezzo. Una sfortunatissima deviazione da parte di un difensore della squadra ospite che mette il pallone nella propria porta e allora si sblocca finalmente il risultato. L'SC Sicilia riesce a passare in avanti dopo aver attaccato insistentemente. Sono riusciti a trovare il gol del vantaggio. Rivediamo qui Mancuso che prova a mettere questo pallone in mezzo, sul quale non arriva nessuno, ma è proprio il difensore del Caggi a mettere il pallone nella propria porta. Padroni di casa che quindi riescono a passare in avanti ma continuano ad attaccare. Qui un calcio di punizione di Bille che scodella dentro questo pallone, che poi finisce in qualche modo a Cariolo, che prova a calciare verso la porta. Una deviazione, pallone che finisce in calcio d'angolo. Il primo cambio per mister Creazzo che butta dentro Alessi, che prenderà il posto di Antero. Qui ancora Alessi che mette il pallone dentro per Centorrino, che se la ritrova lì e da due passi però non riesce a trovare il gol del raddoppio. Spara alto il numero 9. La partita allora resta ancora equilibrata, il Caggi che ci prova a rispondere per trovare il gol del pari. Qui il pallone che però finisce ampiamente alto sulla porta protetta da Lucchesi. SC Sicilia che allora ci riprova, qui Alessi, il pallone che finisce in qualche modo a Cosmin, che supera un avversario, calcia con il destro Cosmin che colpisce clamorosamente il secondo palo di questa sua partita. Sfortunatissimo quest'oggi Cosmin, che per ben due volte ha colpito il legno. Dall'altro lato allora la formazione ospite avrà un'altra occasione con questo calcio di punizione che sarà affidato a Caruso, che potrebbe andare al cross del centro, va direttamente in porta. Lucchesi non riesce a controllare la sfera, il pallone si infrange in rete per il gol che vale il pareggio dell'SD Caggi, che quindi arriva con la firma di Caruso. Riapprezziamo anche in questa occasione il calcio di punizione del numero 8 della formazione ospite, che va direttamente in porta. Non se l'aspettava forse l'estremo difensore dell'SC Sicilia, che quindi viene punito. Parziale quindi di 1-1. Mister Creazzo prova allora a buttare dentro anche Gaspare Galasso, che prenderà il posto di Mancuso, un attaccante per un difensore. Un'occasione però sarà ancora per Mirko Alessio Centorrino, che ci prova con il destro, pallone centrale, lo stesso numero 9 che poco dopo farà una grande serpentina per poi incrociare col sinistro. Occasione ancora più clamorosa della precedente.
per l'attaccante e bomber dell'SC Sicilia, che nel frattempo dall'altro lato rischia clamorosamente di subire il gol del 2-1 colpito anche dall'SD Gaggi, un palo clamoroso. Il direttore di gara ha indicato 4 minuti di recupero nell'ultimo di questo, un'occasione clamorosa per l'SC Sicilia con Centorrino che aveva messo il pallone in rete. Il direttore di gara però ha ravvisato una posizione irregolare dell'attaccante, tante proteste da parte dei padroni di casa, giustificate qui come possiamo rivedere, perché rimane qualche dubbio sulla posizione irregolare fischiata all'attaccante. Non succederà più nulla, però arriverà poco dopo il triplice fischio da parte del direttore di gara, un'occasione sciupata dall'SC Sicilia che non riesce ad andare oltre l'1-1 nonostante la quantità di occasioni create. Finirà così, e allora da Andrea Stagni per le telecamere della Wii Sport per questa volta è tutto, continuate a seguirci, alla prossima.